E chiudiamo con la musica. Guarda a quella gitana, la nuova canzone napoletana, e Consiglia Licciardi sarà una delle protagoniste del Premio Recanati. Splendida voce, ma non solo. È approdata alla musica etnica passando per la porta principale. Questo Alma Latina, il travolgente singolo dal disco omonimo, l'ha inciso niente meno che con i due Reyes, fondatori dei primi Gypsy Kings. Consiglia Licciardi, la gitana di Napoli, come l'hanno definita, che con i Reyes, tra ospite della rassegna di Recanati della canzone d'autore, è partita però dall'amore e dalla conoscenza profonda della canzone napoletana classica. Per quanti anni hai cantato canzoni napoletane classiche? Ma guarda che non l'abbandono, altrimenti non l'abbandonerò mai, la canzone classica, e comunque... Perché? Perché mi piace, ce l'ho nel cuore, l'ho sempre cantata e la canterò. Tu hai fatto anche molta ricerca. Sì, degli studi profondi sulle cantanti d'epoca, sulle partiture antiche, tutto uno studio per la canzone classica, però adesso è uno studio particolare sulla contaminazione delle altre culture. So che i due Reyes sono innamorati di Mistero Antico, che è l'altro brano che cantano insieme a te nel disco, anche perché si sono imbattuti in un verso che hanno adorato. Aspetta, hanno cantato comunque, ha cantato André, perché in questo caso ha cantato soltanto André, praticamente in napoletano. Quindi pensa un po', lui si è trovato, però comunque ci è riuscito benissimo. Qual era il verso di cui si era innamorato? Musica che catena gli occhi neri le creature, cioè che c'ha gli occhi neri dei bambini, è una metafora, voglio dire, nero sta per sinceri, puliti, profondi. E speriamo che sia sempre così la musica, ci speriamo piace così. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con il TG3, come sempre alle ore 19. Arrivederci.